trascendenza, bisogna trascendere il casino. Si impara a memoria la poesia di Kipling, If, e si recita come un mantra, mantrone, e via così. Siccome è dire preghiere, ma sei un po' più laico, ti metti d'accordo tutti. Le parole sono importanti. L'altro giorno ti mi hai detto una roba che non mi ricordo più, che aveva a che fare con dove che ti te ga questa attività diurna, no? Che te va spesso in comunità. Adesso siamo un attimo in quarantena tutti quanti, quindi chi che poteva andare a raggiungere proprio il domicilio Lo raggiungeva quindi. caldamente invitati a fare una specie di isolamento, no? Quindi sono anche persone fortunate che hanno uno spazio dove posso svolgere il mio isolamento in tutta tranquillità. Ma dove che te ga questo spazio? Dove? Guarda, ho avuto un salto doppio carpiato nella mia vita, e dopo decenni dove che ho professato l'indipendenza a ogni piè sospinto, e praticamente adesso sono un po' sotto l'ala materna. Che sono sotto l'ala materna, allora te si torna alle origini praticamente, no? E quindi così insomma praticamente mi occupo dei 2 cani, e quindi ho anche l'opportunità di farmi passeggiate secondo DPCM, insomma, ecco. Ho capito, allora te sono quei 2 cani, quella bianchina, quella cicciottina. Che se la bianca e la nera, la cicciotina, l'angioletto e il diavoletto. È l'angioletto e il diavoletto. L'angioletto già era della tua povera zia, no? Sì. Ecco. C'è l'eredità che ho. Cara, la sei tanto carina, tanto pesante, ma carina, tanto carina. L'ho pesata 10 kg, pare impossibile, pare troppo poco. Mi paresi tanto, 16 kg, per quanto di lunghezza? 10, sarà 10 kg. 10 kg? 10 kg, 10 kg per 60 cm di lunghezza? Non lo so. Forse sei anche a manco del 60, e di altezza sarà, sì e no, 10 cm. La galgarese 10 cm quella cagnetta là, Senti, è una vecchietta. Ma mica voglio bene, mica voglio bene. Anche sui cani, già i vecchi che fanno una brutta fine. Se passiamo anche i cani, adesso qua. Ma dimmi una roba, tra le attività che te ga durante il giorno, adesso che te si praticamente in domicilio coatto, se può dire, no? Adesso cosa che te fa, oltre alle 2 passeggiate, 3 al giorno coi cagnetti? Dimmi cosa che te fetti. Allora, ho visto che sei do case in costruzione, belle, però compagne identiche così che le par gemelle, che fanno di tristezza. Però le sei belle, Le sei belle. Ma che sei format che funziona anche sulle case? Sì, ma sa di sì. Tutte bellissime, ma tutte compagne, Dio cara. Sì, questo è vero, se tutte compagne, fatte uguali, tutte minimal, tutte con le stessi tipo di cose, come se chiami di serramenti, delle persiane, delle porte. Architetti, geometri, tutti quanti compagni, se nessuno che ha un'idea originale, perché non vogliono. Non si può fare. Adesso è praticamente l'accentramento anche della creatività di architetti. Sono grandi gruppi che costruiscono, e per questi che da lavorare gli architetti. Scusa un attimo scusa se ti interrompo, ma questi sono gli argomenti interessanti? È stata tipica fuori la questione di casa. Quello che però mi colpisce è che l'architetto adesso che tocca essere inglobato nelle grandi organizzazioni di costruzione. Ok, siamo a casa in tempo per il coprifuoco. Vabbè, sono veramente in anticipo, Le 6 meno un quarto, il coprifuoco è alle 10. Ma devo imparare a farmi avanti, Perché nella legalità bisogna sempre farsi avanti.
Non si sa mai cosa che può diventare reato. Cosa che non fa il senso di colpa, eh? Andiamo, sì, ma la rieducazione è stata efficace, efficace. Adesso sono allineato più o meno al livello di Maria Teresa di Calcutta. Vedo un moribondo, mi ci fiondo. Ah, casa, dolce casa, accoglimi con la tua grazia, il tuo tepore.